Amanti di futsal, buonasera da Udino Baggio per Roblox, benvenuti al Palamiane. Biancoverdi che arrivano dal turno di riposo in casa vogliono fare 2 su 2 nel nuovo anno. 2 punti più sotto, un Vigoreal con l'intenzione di replicare il 2-1 dell'andata. Geno alla battuta, si scambiano Milovanovic e Aicic che si abbassa. Aicic, che riflesso di Deleva con la tira il Vigoreal, si lamenta Geno. Cercato El Messia che poi fa partire Meneghello, si accentra Meneghello, si tuffa Messi in gatto ed evita la rincorsa del numero 19 Aicic con il mancino. Aicic cerca Milovanovic che dal primo palo va verso il secondo, si stacca, la palla di Aicic è perfetta. Calcio d'angolo, c'è Shabani, Geno va incontro, Geno di prima con il sinistro, chiude Bortolini, la pressione alle spalle, riesce comunque a liberare per Geno che ha spazio, può andare in mezzo, pericolosa. Geno, la pressione di Marchese, gli concede il laterale di destra dove trova Grisciai. Grisciai fa sportellate ma è bravissimo perché se ne va via. Grisciai in mezzo, c'è Geno libero, servito. Il gol del 2-0 del DBS Miane. Il gol di Geno, ma l'azione da card, da sottolineare. La bravura di Aurelio Grisciai sulla destra che se ne va all'avversario e così crea la superiorità numerica. Facile, tappin di Geno. Andate nel link in descrizione per scoprire le mix card di Roblox. E Cic, ancora 2-0 Miane. Si stacca Milovanovic, poi va dentro. Aicic cerca proprio Milovanovic. Marchese torna e rientra Grisciai. Marchese trova De Luca. De Luca va profondo per Zanatta, esce Gatto. Zanatta offre di nuovo De Luca. L'opzione arretrata di Geno, il numero 7. Aicic sceglie di andare per il centro e quindi perde il possesso il Miane con Meneghello che va in porta. Gatto si tuffa. Aicic, Shabani, ancora il 19. 5 minuti e mezzo trascorsi nel corso di questo secondo tempo. 1-2 tra Shabani e Geno che si chiude con la rete del 3-0 Miane. Grande azione della squadra di Mister De Frances che si conclude con la rete del numero 10. Vincenti tenta un dribbling ma Aicic è granitico, non si fa superare. Quindi ancora Aicic sulla destra, libero. Grisciai, il tocco morbido. Non entra. Bortolini di prima intenzione cerca l'uomo più avanzato che è Grisciai. Grisciai a fare sportellate, Grisciai dal nulla tira fuori un destro sulla traversa. Il Vigoreal adesso in possesso con Vincenti che va lungo. Meneghello si libera di un avversario, va dentro da Secchieri non trova. Fischia il direttore di gara per il mancino di Aicic. Aicic con calma, l'1-2 che si può chiudere con Geno! Il sinistro di Aicic che passa sotto le braccia di Deleva. Qualche responsabilità per l'estremo difensore del Vigoreal. È 4-0 del Miane. Meneghello va profondo, l'aggancia molto bene Milovanovic che poi se la sposta sul destro, cerca il secondo palo, ci mette il piede, bravo in rincorsa breve di Geno, la rincorsa lunga di Grisciai. Parte Aurelio Grisciai per la porta! La palla passa! Non la vede nemmeno partire l'estremo difensore del Vigoreal. Aurelio Grisciai fa esultare il Palamiane, il quinto gol. Meneghello, El Messia, Marchese a sinistra, può andare per il mancino di De Luca. Il gol del numero 4 Francesco De Luca che fa 5-1, ancora 9 minuti. Rincorsa lunga di Marchese, in barriera Geno e Grisciai. Parte Marchese, ci pensa Gatto. Geno, Milovanovic, Aicic di prima intenzione, Grisciai perso da Marchese, Grisciai! Controllo col destro, in porta col sinistro sul primo palo, la doppietta di Aurelio Grisciai che fa 20 in campionato. Meneghello, allarga a destra da Tommaso Meneghello, poi sceglie di andare da sinistra da El Messia, la attraversa, il gol di Marchese. Su assist di El Messia da posizione defilata, bravo il numero 9. Meneghello, 5 minuti al termine, sbaglia questo passaggio, legge benissimo Geno che a porta sguarnita da centrocampo. Deve solo fare un passaggio che si infila dolcemente nella porta difesa dal Vigoreal. Geno dal calcio d'angolo lontano, Geno vede l'inserimento di Milovanovic che arriva quasi in caduta, con l'esterno va sul palo. La pressione di Secchieri sull'ex Conegliano, Geno 1-2 con Milovanovic che si chiude, Geno poi serve a Grisciai l'opportunità per fare l'8-2, Grisciai, incrocio. Geno va con il tacco da Bortolini che poi allunga da Grisciai, lo aspetta Grisciai, infatti si inserisce Bortolini! Parte dalla sua difesa il numero 45 Nicolò Bortolini. Zanatta, El Messia sulla destra, è libero per cercare il destro ravvicinato del numero 7 Matteo Zanatta che accorcia. Milovanovic dietro da Geno per il lancio negli ultimi istanti di gara e si chiude così. Finisce l'incontro tra Miane e Vigoreal. A vincere è la squadra di mister Gabriele De Frances che si impone con un sonoro 8-3. In casa nel 2026 ha fatto 2 su 2 il DBS Miane.